buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. I titoli del nostro telegiornale. Assalta una tabaccheria, il proprietario reagisce e mette in fuga il malvivente. Tentata rapina in pieno giorno a Catania. Scicli, Giuseppe Ottaviano è stato ucciso. L'autopsia rivela particolari che escludono traumi autoinferti dal quarantenne, trovato morto nel suo appartamento. Adesso si indaga per omicidio. Nuova protesta a Villa San Giovanni dei comitati No Ponte di Calabria e Sicilia. Tutti dicono no alla realizzazione della grande opera sullo stretto. A Catania aumentano i poveri, soffrono principalmente gli uomini tra i 25 e i 54 anni, i dati allarmanti presentati dalla Caritas. Calcio, sconfitta indolore per il Catania, i rossazzurri perdono per 1-0 contro l'Atalanta Under 23 davanti a un Massimino gremito, ma si qualificano per il turno successivo dei play-off. Tra poco il sorteggio per scoprire i prossimi avversari. Ancora buongiorno, buona domenica. A Catania apriamo con la cronaca, il nostro telegiornale. Tenta di rapinare una tabaccheria e ferisce 3 clienti prima di darsi alla fuga in direzione del castello di Leucatia. Il malvivente potrebbe avere le ore contate perché infatti gli investigatori sono sulle sue tracce. Il servizio. Ha assaltato una tabaccheria puntando dritto verso la cassa, ma non riuscendo nell'intento criminoso ha colpito freneticamente tutto e tutti, ferendo 3 persone prima di darsi alla precipitosa fuga. È successo intorno alle 13 in via Leucatia, nel quartiere catanese di Canalicchio, quando un malvivente armato di pistola, presumibilmente giocattolo, ha fatto irruzione nella rivendita di tabacchi che in quel momento era piena di clienti. In un batter d'occhio si è avvicinato al titolare e dopo aver farfugliato qualcosa ha iniziato ad inveire contro chi si trovasse a tiro. A farne le spese sono stati 3 uomini, tutti feriti alla testa e al volto con il calcio della pistola. Sul posto sono arrivate 2 ambulanze che hanno prestato i primi soccorsi alle vittime, in particolare ad un anziano ferito alla testa e ad una mano addirittura morsa dal rapinatore. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno sentito alcuni testimoni, acquisendo anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Il rapinatore solitario, che ha agito a volto scoperto, potrebbe avere le ore contate. Adesso ci spostiamo a Scicli. Giuseppe Ottaviano è stato ucciso, almeno questo è quello che rivela l'autopsia, che fa anche luce su alcuni particolari che escludono traumi autoinferti dal quarantenne trovato morto nel suo appartamento domenica scorsa. Adesso si indaga per risalire ai colpevoli. Veronica Barbarino. 2 ferite al capo, la frattura del setto nasale, la rottura di 4 costole e una frattura della scatola cranica. È l'esito ufficiale dell'esame autoptico sul corpo di Giuseppe Ottaviano, che non lascia dubbio. Si tratta di omicidio per il quarantenne, il cui corpo senza vita è stato trovato nella sua abitazione domenica 12 maggio scorso in via Manenti a Scicli. Da capire solo se chi ha agito lo ha fatto fuori dall'abitazione di famiglia o se ha sferrato i propri colpi, poi risultati mortali, fuori casa, sulla pubblica via. Si scava sulle amicizie del giovane avvocato e si lavora per ricostruire le ultime ore della vittima. Le riprese dei sistemi di videosorveglianza della zona vengono viste e riviste. Ottaviano avrebbe parcheggiato la sua Audi Q3 sabato notte e non sarebbe più uscito. Domenica sera la scoperta del cadavere. Si ripone tanta attesa sulle risultanze dei rilievi eseguiti dai carabinieri del RIS di Messina, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica di quanto accaduto nell'abitazione del centro storico, quante persone si trovavano con l'uomo al momento della morte e a chi appartengono tutte le tracce biologiche trovate nella casa. I carabinieri di Gran Michele, ancora la cronaca, hanno fatto luce su una sparatoria avvenuta in pieno centro e durante la quale un pregiudicato è stato gambizzato. Avrebbe rimproverato alcuni giovani che erano in auto con la figlia. Simona Mazzona. Settembre dello scorso anno, un gruppetto di giovani pregiudicati in piazza Carlo Maria Carafa, Gran Michele, nel Catanese, riuniti intorno alle 22. All'improvviso alcuni colpi di pistola squarciano il silenzio, un uomo cade a terra colpito da 2 pallottole ad entrambe le gambe. La corsa al pronto soccorso, dove il quarantenne pregiudicato riferisce che gli avrebbero sparato in una zona periferica a causa di una relazione amorosa. Ma i carabinieri non gli credono e partono le indagini, anche grazie ai sistemi di videosorveglianza che fanno chiarezza sull'accaduto.
Proprio quella mattina il quarantenne avrebbe avuto un acceso diverbio con 2 uomini di 26 e 23 anni dopo aver notato la presenza della propria figlia in auto con i 2. Le avrebbe detto di scendere e in preda all'ira avrebbe schiaffeggiato i ragazzi sottraendo il veicolo al più giovane. In serata poi l'incontro con la vittima per la riconsegna dell'auto e successivamente i colpi di pistola sparati dal 26enne a distanza ravvicinata. Grazie ai filmati i carabinieri sono riusciti a risalire all'identità delle persone coinvolte. La perquisizione a casa del giovane che ha premuto il grilletto ha portato alla luce 2 pistole, entrambe di proprietà del nonno, tra cui una berretta semiautomatica compatibile con quella utilizzata durante la sparatoria. Notificato il provvedimento di obbligo di dimora al 24enne, invece il 23enne è stato rintracciato e arrestato in Germania, mentre il 26enne che avrebbe materialmente sparato alla vittima è stato arrestato al porto di Palermo appena sbarcato da un traghetto proveniente da Genova. Adesso parliamo del ponte sullo Stretto. In tanti dicono no al ponte che viene definito il ponte delle menzogne. Con questo slogan appunto sono arrivati i comitati a Villa San Giovanni, comitati provenienti anche dalla Sicilia, per dire no alla mega infrastruttura sullo Stretto. Francesco Triolo. La protesta dei no ponte arriva anche sulla sponda calabrese, 1 migliaio di manifestanti a Villa San Giovanni contro il collegamento stabile sullo Stretto, che hanno dato vita ad un corteo che ha sfilato per la città per poi concludere la sua marcia sul lungomare di Cannitello, dove è stato allestito il palco proprio nella zona in cui dovrebbe essere costruito uno dei piloni della megaopera. A Villa sono arrivati pullman provenienti da tutta la Calabria e anche dalla Sicilia. Nelle ultime settimane abbiamo letto nel rinvio della risposta alle osservazioni un arretramento dei sostenitori del ponte. Quindi questa manifestazione ha proprio il senso di dire liberiamoci del ponte. Non basta più fermare il ponte in qualche modo l'abbiamo fermato e da 20 anni lo fermiamo. Oggi va tolto dal futuro, dall'orizzonte del nostro territorio. La tutela del territorio è una tutela che non vale soltanto per il presente, ma vale per il futuro, vale nell'interesse delle future generazioni, perché se non lo preserviamo adesso, un giorno non ce l'avremo più. L'importante è essere e partecipare all'attività contro il ponte e soprattutto dare manforte ai calabresi dallo Stretto e da Messina. Dopo di oggi una azione inibitoria collettiva al Tribunale delle Imprese di Roma per far cessare questa condotta illecita di sperpero del denaro pubblico con rischio di distruzione totale di questi territori. Lo striscione che apriva la manifestazione recitava no al ponte delle menzogne, mentre nei tanti cartelli che hanno colorato il corteo si chiede più sanità, più trasporti, più ambiente. Dati allarmanti presentati alla Caritas di Catania sulla povertà è in aumento rispetto al 2023 e riguarda principalmente gli uomini tra 25 e 54 anni. Il servizio. La realtà ci fornisce un aumento del 34% in più rispetto al 2019 degli interventi della Caritas sul territorio. Aumenta la povertà a Catania, a rilevarlo i numeri forniti nel report della Caritas diocesana che, con oltre 356.000 interventi nel corso del 2023, quasi 13.000 in più rispetto all'anno precedente, definisce allarmante questa crescita esponenziale che riguarda non solo i fabbisogni giornalieri, vestiti, cibo, ma anche situazioni di aiuto alla persona. Chi si rivolge ai volontari principalmente sono uomini italiani e con figli nella fascia di età compresa tra i 25 e i 54 anni. Nella stragrande maggioranza si tratta di uomini italiani che stanno in un arco anagrafico dai 25 ai 50 anni circa, e questo diventa un dato molto allarmante se si considera che questa fascia di età è quella più socialmente attiva, cioè è la fascia di età dei papà che vanno al lavoro, è la fascia di età di tutte quelle persone che possono produrre maggiore profitto sociale. L'Help Center della Caritas è un pronto soccorso sociale che quotidianamente, festivi inclusi, garantisce ascolto e interventi di supporto a persone vulnerabili per cibo, vestiario, prodotti per l'infanzia, offrendo inoltre servizi igienici e una doccia calda. In campo anche l'accoglienza per donne con minori vittime di violenza, consulenze per il disbrigo pratiche burocratiche, sostegno economico per il pagamento delle utenze, consulenza legale e psicologica e mediazione bancaria tramite il microcredito. Nel corso del 2023 la mensa dell'Help Center della stazione centrale ha effettuato circa 750 interventi alimentari al giorno, pari a oltre 270.000 l'anno.
A Montevago l'evento Come siamo e come eravamo, la Sicilia racconta la Sicilia, iniziativa organizzata dal quotidiano con la mostra delle installazioni fotografiche delle pagine del quotidiano dedicate nel 1968 alla tragedia del terremoto. Davide Sarno. A Montevago, nei luoghi dell'antico centro abitato devastato dal terremoto del 68, il quotidiano La Sicilia ha organizzato una mostra convegno intitolata Come eravamo e come siamo. L'iniziativa ha rievocato e alimentato la memoria di un evento drammatico e funesto nella storia del piccolo comune agrigentino della Valle del Belice. Attraverso le pagine che il quotidiano La Sicilia ha dedicato all'epoca al terremoto sono stati esposti nel dettaglio gli accadimenti di quel dicembre 68, coinvolgendo soprattutto i giovani nei riflessi culturali, sociali ed economici del periodo. Dalle nostre pagine in bianco e nero bisogna ripartire per darsi una prospettiva che vada oltre la celebrazione del sisma del 68, il ricordo delle centinaia di vittime che ci sono state nel Belice tutto e le 104 che ci sono state qui a Montevago. Siamo ben felici di relazionarci col territorio, perché il territorio vive col giornale ogni giorno. Noi lo facciamo da 79 anni, dal 1945, e continueremo a farlo. L'evento è stato impreziosito dall'esibizione degli allievi del Conservatorio Toscanini di Ribera e da una show cooking dello chef Francesco Mauceri. Adesso la musica è palermitana, la migliore DJ donna d'Italia si chiama Claudio Giannettino. Di giorno fa l'insegnante e di notte appunto si diletta in discoteca. Il servizio di Eva Spampinato. Una console, le braccia del pubblico alzate, le tracce audio da mixare ad arte, è un mestiere, quello del DJ, che da oltre 20 anni Claudia ha fatto proprio, rompendo gli schemi di un mondo molto maschile e imponendosi tra le prime donne alla regia. Da Palermo agli Oscar italiani della disco music, il passo non è stato breve, ma significativo. Penso che per il talento e le capacità non ci sia genere. Claudia Giannettino vince i Dance Music Award 2023, il più importante riconoscimento del genere in Italia, nella categoria Miglior Woman DJ. È la prima siciliana ad ottenere un primo posto. A livello proprio geografico, Palermo, la Sicilia è un po' lontano dal centro nevralgico della musica, dell'intrattenimento, per cui ricevere questo premio è stato veramente un grande traguardo per un artista in generale siciliano. Maestra di matematica e scienze di giorno, apprezzata DJ di notte, la passione nasce durante i pomeriggi giovani in discoteca. Con le mie amiche, mentre loro stavano a ballare in pista, io ero affascinata dal DJ che tempi suonava in vinile. E poi diventa studio, passione, professione, la tech house è la sua specialità, ma per lei è fondamentale selezionare la musica in base al pubblico che ha davanti. Donare alle persone la musica e dei momenti di spensieratezza. Dai migliori locali della Sicilia ai club europei e ai grandi eventi e festival musicali. Claudia però non ha mai lasciato Palermo, dove negli ultimi anni è in corso un grande fermento artistico. Ci sono diverse scene musicali emergenti a Palermo e sicuramente delle nuove strutture che daranno la possibilità di avere una nightlife palermitana più attiva e vivace. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi le immagini del Catania che ha guadagnato i play-off a discapito dell'Atalanta, subito dopo la pubblicità. Bentrovati, nella seconda parte del nostro telegiornale parliamo di calcio, sconfitta indolore per il Catania che perde per 1-0 contro l'Atalanta Under 23 ma conquista il turno successivo dei playoff e continua il sogno promozione. Ai bergamaschi non basta un gol di Diao Baldé, i rossoazzurri salvati da un super Furlan. Tonino De Marco.
Vince l'Atalanta Under 23, passa il Catania che accede ai quarti dei playoff grazie all'1-0 dell'andata, alle parate di Furlan e al miglior piazzamento in griglia scaturito dalla vittoria della Coppa Italia. Il Catania va avanti, soffre davanti al presidente Pelligra che palpita fino all'ultimo insieme ai 20.000 del Massimino che magari si auguravano una serata più tranquilla. Ed invece i giovanotti bergamaschi con orgoglio danno tutto in campo ed escono a testa alta. Con Di Carmine non al top, Zeoli opta per la coppia d'attacco Chirico-Cianci. Per il resto, formazione confermata rispetto al match del Caravaggio, con l'unica variazione di Castellini che va a posizionarsi nel ruolo di quinto a sinistra. Gli ospiti partono a 1000, i primi squilli di tromba sono di Capone e Ghislandi. In entrambe le occasioni Furlan fa capire che è la sua serata. Dopo la sfuriata iniziale, i rossazzurri prendono campo e coraggio e al minuto 18 sprecano una ghiotta occasione con Cicerelli che spedisce sopra la traversa. Allo scadere del primo tempo torna a farsi pericolosa l'Atalanta. Sissé, solo davanti a Furlan, si fa murare la conclusione, poi Guaini sventa la minaccia. Nel secondo tempo Zeoli cambia 2 uomini, dentro Marsura e Teio, fuori Chirico e Cicerelli. È l'Atalanta a fare la partita ed è Furlan a tenere in piedi il Catania. Il Catania non sta a guardare, Zammarini fa quasi esplodere il Massimino su cross di Castellini, ma il suo colpo di testa termina al lato. Nel recupero, dopo un'altra girandola di sostituzioni, arriva la doccia gelata che per fortuna del Catania si materializza al 92esimo. Su un cross proveniente dalla sinistra, Diaobalde svetta di testa e non lascia scampo a Furlan. Restano da giocare 3 minuti in cui la paura prende il sopravvento. Nel convulso finale c'è tempo anche per un palo di Castellini. Il triplice fischio sancisce il passaggio in semifinale del Catania che fa festa e guarda avanti. Il sogno Serie B continua. E adesso parliamo di pallanuoto femminile. L'Orizzonte Catania conquistato gara 2 della finale scudetto per la pallanuoto femminile, appunto vincendo con un netto 12-7 sul campo del plebiscito Padova. Adesso le due squadre si trovano sull'1-1. Giovedì 23 maggio alle 18:45 si giocherà la terza partita, la gara 3 nella piscina Nesima a Catania. E questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui. Adesso la rassegna stampa curata dal collega Marco Carli. Vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà più tardi alle 13:30. Grazie per averci seguito, buona domenica a tutti. Buona domenica, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Doccia fredda dall'Istat, la Sicilia arranca, l'economia dell'isola resta al palo, è in forte ritardo rispetto alle regioni del nord, alla Puglia e alla Campania e aumenta la povertà. Scia di incidenti stradali sulle strade siciliane, 4 morti, diversi feriti tra Gela, Augusta, Racalmuto e Mascali. Spiagge pulite a Siracusa, ambientalisti in azione per liberare dai rifiuti l'arenile della città. Sport, salute e benessere, 3.000 persone alla playa di Catania per l'iniziativa Muoviti. L'importanza della prevenzione in una kermesse adatta a grandi e piccoli. Movimento e voglia di stare all'aria aperta anche a Lungomare Fest. A Messina, dopo 2 anni di lavori, riaperta Villa Dante, polmone verde al centro della città. Ora c'è anche l'Aldilap, l'applicazione per individuare al cimitero la posizione delle tombe dei propri cari, già attiva a Priolo Gargallo, vicino a Siracusa. Calcio sarà con l'Avellino, il prossimo avversario del Catania nei play-off. Ieri i rossazzurri hanno passato il turno, soffrendo, con l'Atalanta Under 23. Il Palermo domani al Barbera attende il Venezia per la gara di andata. Obiettivo replicare quel che si è visto con la Sampdoria.
Bentrovati. La Sicilia arranca, l'economia dell'isola resta al palo e in forte ritardo rispetto alle regioni del nord, alla Puglia, alla Campania, e aumenta la povertà. Luca Ciliberti. L'economia siciliana arranca, non si accorcia il divario con il nord del paese e non si riesce a mettere a sistema le risorse europee. Un quadro a tinte fosche certificato dal rapporto annuale dell'Istat. Basti pensare che il PIL pro capite è inferiore al 60% della media europea, con numeri simili a quelli della Romania. L'economia della Sicilia è cresciuta dello 0,33% nel 2023 e il PIL aumenterà dello 0,4% quest'anno e dello 0,5% nel 2025. Per le stime dello Svimez, una crescita prossima allo zero che pone la Sicilia in ritardo rispetto alla spinta più forte del centro-nord, ma anche di regioni come Puglia e Campania che nel 2025 arriveranno anche all'1%. In termini reali, le famiglie potranno beneficiare nel biennio 2024-2025 del calo dell'inflazione che nell'isola e al sud è stata molto forte e ha eroso il potere d'acquisto. Rispetto alle prospettive per il futuro l'analisi è chiara. Se il settore delle costruzioni è stato trainante, la riduzione degli incentivi e il rialzo dei tassi di interesse potranno portare a un contraccolpo, ma gli investimenti pubblici, su tutti il PNRR, potrà compensare la riduzione della domanda privata. A patto che si concretizzino però. Arrivano invece dei buoni dati dal mercato del lavoro. Sulla falsariga di quanto avviene in tutto il Mezzogiorno, in Sicilia nel 2019 fino al 2023 gli occupati sono aumentati del 5,2%, il secondo dato migliore d'Italia dopo la Puglia. E allo stesso modo la disoccupazione tra le più alte d'Italia è scesa da poco meno del 20% al 15,8%, con la Sicilia che adesso ha meno disoccupati della Campania. Voltiamo pagina, questo è un fine settimana caratterizzato da una serie di incidenti mortali, 4 le vittime, numerosi i feriti. Simona Mazzone. Una scia di sangue ha caratterizzato le strade siciliane nel fine settimana con 4 incidenti mortali e diversi feriti. In uno scontro frontale nella zona industriale di Gela hanno perso la vita Domenico Lorefice, imprenditore di 61 anni, presidente di Sicindustria Caltanissetta e amministratore delegato dell'azienda Lorefice Ponzio, e il giovane Kevin Provenzano, 22 anni, operaio di una società metalmeccanica di Gela, la Ergo. In un altro incidente sulla statale 114 nel territorio di Augusta, tra Siracusa e Catania, un 32enne di Gela è morto e un altro uomo è rimasto ferito. Un'auto che viaggiava verso Catania, secondo una prima ricostruzione, si è ribaltata e per il conducente non c'è stato nulla da fare, mentre il passeggero è rimasto ferito ed è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa. Si è invece schiantato con la sua moto, una Ducati, contro un albero a bordo strada un motociclista di 46 anni, Filippo Labella, fisioterapista, vittima di un incidente autonomo a Racalmuto. Sul posto il 118 è un elisoccorso, ma i tentativi di rianimazione purtroppo sono stati vani. Ed è rimasto gravemente ferito il conducente della Citroen con a bordo una coppia di ventenni di Biancavilla che ha perso il controllo sull'autostrada A18 all'altezza di Mascali. L'auto ha sfondato il guardrail ed è precipitata in prossimità di un cavalcavia. Il giovane è stato condotto in elisoccorso al Cannizzaro di Catania, dove è arrivato in codice rosso. La ragazza ha riportato ferite meno gravi, mentre i vigili del fuoco di Catania sono intervenuti per un incidente autonomo sulla A19 Palermo-Catania tra Motta Sant'Anastasia e Gerbini sulla carreggiata in direzione Palermo. Soccorsa all'interno della macchina la donna che ha riportato varie ferite. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. A Palermo un gruppo di ragazzini ha inseguito e picchiato 4 giovani la notte scorsa non lontano dalla prefettura. La baby gang si è accanita soprattutto su 2 fratelli di 27 e 17 anni. Per il più grande si è reso necessario il trasporto in ospedale. Il fratello minore ha riportato escoriazioni al volto e al collo. Un terzo amico è stato preso a calci e pugni. Dopo il pestaggio gli aggressori sono fuggiti. A Catania è caccia all'autore della tentata rapina in una tabaccheria di via Leucatia. Gli investigatori hanno interrogato il titolare e i clienti presenti al momento dell'irruzione e stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza. Tutto si è svolto in pochi minuti. Il rapinatore, appena entrato, si è diretto verso la cassa, ma ha trovato la resistenza del titolare e di 2 clienti. L'uomo si è scagliato contro i 3, colpendoli, ferendoli con il calcio della pistola. E così si è conclusa provvisoriamente
Un uomo che a bordo di un motopeschereccio italiano navigava fra le coste tunisine e quelle trapanesi, colto da malore, è stato soccorso e salvato da un elicottero dell'aeronautica militare che lo ha trasportato all'ospedale di Trapani. Le spiagge purtroppo sono spesso invase da rifiuti, gli ambientalisti rinnovano l'appello a rispettare la natura, ma scendono anche in campo con azioni concrete. A Siracusa hanno ripulito la spiaggia della Playa. Francesco Aloi. C'è chi quando non lavora preferisce riposare, ma c'è anche chi decide di dedicarsi al bene comune. È quello che hanno fatto i volontari nella spiaggia della Playa a Siracusa. Hanno risposto presente anche alcuni ragazzi stranieri. Tantissimi ragazzi che vengono dalla Francia, dalla Germania, dall'Inghilterra, che vengono qui per aiutarci, per scoprire il luogo spettacolare che è Siracusa. Siamo una business school francese, abbiamo organizzato un evento qui a Siracusa di 4 giorni e in più ci ha fatto molto piacere, grazie a Legambiente, organizzare questo clean up di questa spiaggia. Si sono dati appuntamento qui, in una spiaggia dove la vista è mozzafiato. Di fronte c'è la meravigliosa isola di Ortigia, ma alla Playa, come in altri arenili, oltre alla sabbia ci sono i rifiuti. Anche Goletta Verde la definisce un luogo prezioso in grande pericolo. Potete benissimo vedere la sporcizia ovunque, rifiuti di plastica, gomme, alcuni rifiuti medici. C'è bisogno di pulirlo e c'è bisogno di farlo adesso. È una spiaggia a rischio come non è l'unica in Italia, in Sicilia. Dobbiamo combattere soprattutto per mantenere questa spiaggia pulita e prevenire eventuali scarichi di rifiuti in mare. Secondo Legambiente, tra quelli più raccolti ci sono le cicche di sigaretta. Ce ne sarebbero più di 100 ogni 100 metri. Seguono pezzi di plastica, tappi, materiale edile e stoviglie monouso. E così, tra mare e spiaggia, sembra cambi davvero poco. Rifiuti ce ne sono a volontà e la battaglia degli ambientalisti continua. Da Siracusa a Catania, sport, salute e benessere, 3.000 persone per l'iniziativa Muoviti. L'importanza della prevenzione in una kermesse aperta a grandi e piccoli. Movimento e tanta voglia di stare all'aria aperta anche a Lungomare Fest. Tonino De Mana. In 3.000 alla Playa di Catania per coniugare sport, salute e benessere. È stata battezzata Muoviti perché il movimento aiuta la prevenzione e fa star bene. Di buon mattino la Playa si è trasformata in una palestra a cielo aperto e in un enorme e colorato studio medico dove è stato possibile consultare il cardiologo, il nutrizionista ed effettuare anche screening preventivi come ad esempio la misurazione dei livelli di colesterolo, uno dei principali fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. Il movimento è importante perché aumenta la massa magra, fa diminuire il colesterolo, fa diminuire il diabete, aumenta ovviamente l'efficienza e l'efficacia del corpo e ovviamente abbassa il rischio cardiovascolare. Muoversi migliora lo stile di vita. Queste manifestazioni sono basilari per andare a sensibilizzare le persone. Oggi noi andiamo a curare il diabete su un tapirulan. Ci sono anche diversamente abili per ricordare e ricordarci che l'inclusione deve essere 365 giorni l'anno. Io spero che questa non sia una giornata fine a se stessa, ma che si apra poi a tante possibilità dopo, alle palestre che facciano corsi per persone in carrozzina, per persone con disabilità. Muoviti sarà riproposta il 9 giugno nella spiaggia di Mondello a Palermo e domenica a Catania fa rima con Lungomare Fest, condizionato da una mattinata non certo ideale dal punto di vista meteo, con cielo coperto ed un elevato tasso di umidità, che non ha fermato la voglia di movimento di Achille, 94 anni, e non sentirli. Facciamo una bella passeggiata. Ecco, io lo faccio tutto l'anno il bagno, anche quando piove, anche se c'è cattivo tempo. L'acqua, si ricorda il dottore, il giornalista, l'acqua più fredda è, meglio mi sento. Ad arricchire il programma del Lungomare Fest anche l'inaugurazione di un murales. È un modo per rendere tutto molto più colorato e nel frattempo lanciare un messaggio importantissimo che la prevenzione può salvare la vita. Bellissimo davvero. Adesso a Messina, dove dopo 2 anni di lavori viene riaperta Villa Dante, polmone verde, in centro città. Francesco Tiola. Messina finalmente è di nuovo un cuore verde nel centro della città. Villa Dante, rimodernata e rinnovata, è tornata dopo 2 anni ad essere fruibile per i cittadini. Ci sono spazi per tutti, dai più grandi ai più piccoli, campi da tennis, da padel e da calcetto, la piscina scoperta, un'area giochi da 800 metri quadri per i bambini, la pista da skate e la grande arena che può ospitare
3.000 persone e che sarà teatro degli eventi estivi della città. Ma speriamo che tutto vada bene. E no, è bellissima, dai. Vi la complimenti alla giunta. È un punto di riferimento per voi? Molto buono, sono contento, sono felice, almeno abbiamo una villa veramente tutto perfetto. Che ne pensate di questa Villa Dante? L'hanno ristrutturata bella, veramente, è venuta una bella villa e aspettavamo pure per i nipotini pure che vengono molto volentieri. Abitiamo qua di fronte. Abitiamo qua. Signora, il primo impatto quindi positivo? Veramente positivo, sì, bello veramente, complimenti. Che finalmente c'è un'area dove i bambini possono giocare e divertirsi, c'è un bello spazio verde dove comunque si può stare all'aria aperta in città, semplicemente potendosi anche rilassare e fare qualsiasi cosa, ecco. A gestire la villa, videosorvegliata da 40 telecamere, sarà la Messina Social City, la partecipata del comune, che potrà contare anche sul nuovo centro ricreativo polifunzionale in legno e vetro. Lì ci saranno attività per bambini e famiglie. Di fronte la fontana danzante ed il verde curato. Un restyling che fa riscoprire un luogo di Messina sino a 2 anni fa, dimenticato e nel degrado. Inaugurata l'infiorata di Noto, che resterà aperta fino a martedì prossimo. Quest'anno, 45esima edizione, è un omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della morte. Simona Mazzone. Uno spettacolo unico al mondo, un omaggio alla primavera incastonato in uno splendido barocco siciliano. È l'infiorata di Noto, quest'anno interamente dedicata a Giacomo Puccini e al centenario dalla sua morte. Un evento che torna ogni anno, sempre più ricco e straordinario, che colora e profuma le vie del centro storico con opere realizzate soltanto con petali di fiori, che in questa 45esima edizione si ispirano ad alcuni versi del compositore. Un'infiorata straordinaria di colori, di arte, di musica e di cultura. Noto ancora una volta continua ad essere capitale internazionale del turismo e della cultura, ma soprattutto riesce ad essere anche città dell'accoglienza. Un suggestivo tappeto fiorito che sorprende migliaia di visitatori e che resterà allestito fino al 21 maggio grazie alla maestria degli infioratori che si dedicano ogni anno all'imponente opera. A questo si aggiungono alcuni eventi collaterali, il concerto di musica classica in piazza Municipio, un momento per i più giovani con il DJ set di musiche mixate di Puccini e opere in scena al Teatro Tina di Lorenzo. La tecnologia arriva al cimitero. A Priolo, nel Siracusano, è possibile individuare la posizione delle tombe dei defunti scaricando un'applicazione sul cellulare, ma i servizi offerti sono anche di più. Proviamoli con Francesco Aloi. Aldilap, la scarichiamo. E questo è il nome dell'applicazione che rende digitale il cimitero di Priolo Gargallo nel Siracusano. Con il cellulare così è più facile trovare il defunto. Basta inserire i dati ed è fatta. Vediamo se funziona. Inseriamo il nome del defunto. Ed ecco, abbiamo la posizione esatta dell'oculo. Aldilap era già attiva in altri cimiteri d'Italia, ma con Priolo arriva anche in Sicilia. Questo è il primo cimitero digitale della regione. Credo che sia il primo cimitero che ha questa app da Roma in giù. Qualsiasi cosa vuoi fare in quella tomba, chiami, o in quell'oculo, chiami, ti colleghi con l'app e hai tutto quello che ti serve senza spostarti da dove ti trovi. Scaricando l'app ci sono tanti benefici. Chi non può venire qui fisicamente ha la possibilità di acquistare un fiore a distanza, ma può usufruire anche di altri servizi come la pulizia della lapide. Ebbene sì, il digitale avanza sempre più, anche nei cimiteri. Qui leggiamo anche alcuni pensieri. In memoria del defunto c'è chi ha scritto "ti penso sempre, te ne sei andato troppo presto", e poi c'è anche chi accende un cero virtuale, perché si può fare anche questo. Il cartello con il QR code informa tutti della novità. Adesso non resta che aspettare. Quanti useranno l'app ad ora non è possibile saperlo. Quello che è certo però è che il cellulare serve sempre di più. È il momento della nostra breve pausa, poi per il calcio i prossimi impegni nei play-off di Catania e Palermo. State con noi, vi aspettiamo.
Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Il Catania trova l'Avellino nella seconda fase dei play-off. Ieri il sofferto passaggio del turno contro l'Atalanta con il portiere Furlan protagonista. Marco Carri. E per il Catania, ecco l'Avellino. La sorte sembra seguire la vicinanza geografica, basti guardare alla sfida fra Vicenza e Padova, e anche il Catania pesca l'avversario più prossimo, se così vogliamo dire. Una squadra del sud contro una squadra del sud, una del girone C contro un'altra del girone meridionale. Al di là della componente geografica c'è poi quella calcistica, e l'Avellino era da molti giudicato come l'avversario più scomodo, visto la posizione di classifica finale, Irpini secondi ed Etnei tredicesimi, e gli scontri diretti con 2 vittorie per i campani, 2-0 al Massimino e 5-2 in Irpinia. Gli uomini di pazienza hanno chiuso la stagione regolare con un buon trend, sopravanzando il Benevento nella corsa alla seconda piazza. Gara d'andata a Catania martedì, ritorno al Partenio. La squadra che passerà il turno sfiderà la vincente di Vicenza-Padova. Se i rossazzurri dovessero approdare fino alla finale, giocherebbero al Massimino l'andata. Facendo un passo indietro, gli etnei arrivano alla partita con l'Avellino dopo aver eliminato l'Atalanta Under 23 con tanta sofferenza, soprattutto nella prima fase e nel finale, con il gol nel recupero del nerazzurro di Ao che poteva riaprire i giochi. Migliore in campo il portiere etneo Furlan, che più volte ha salvato il risultato. Anche i rossazzurri hanno avuto le loro chance, ma non sono stati sufficientemente cattivi sotto porta e hanno colpito un palo nel finale con Castellini. Il presidente Pelligra riassume così con la solita schiettezza. Signor tutto surato, come fatto la doccia oggi? Abbiamo giocato bene, certe volte che calcio succede non fare gol, ma siamo carichi per la prossima partita martedì, sono convinto che noi andiamo avanti. Eccoci alla Palermo che lavora in vista della partita di domani sera contro il Venezia, andata della semifinale di play-off. Mignani dovrebbe confermare in parte la stessa formazione che ha battuto la Sampdoria. Marco Gullà. E adesso che viene il bello, vigilia della semifinale d'andata play-off per la promozione in Serie A. Domani sera al Bravera arriva il Venezia. Il Palermo, visto contro la Sampdoria, è una squadra che può far paura a tutti. Ecco perché i tifosi rosanero credono alla grande impresa. Partita dura, con poi Ampalo spauracchio per il Palermo. Il tecnico Mignani però sa bene che la sua squadra si è ormai lasciata alle spalle il periodo buio e domani cercherà la terza vittoria consecutiva. Il Palermo, visto la Sampdoria, è un Palermo che si è differito dagli altri soprattutto nell'atteggiamento e nello spirito, che è un po' quello di cui vi ho parlato in passato, insomma, questa secondo me è stata la differenza più grossa. È stata una partita fatta bene sotto tutti gli aspetti, perché partendo dall'atteggiamento sono venute fuori anche delle cose carine magari a livello tattico, però io vorrei che la prossima partita, la partita con Venezia, la squadra avesse lo stesso spirito e lo stesso atteggiamento. Poi l'avversario sarà diverso, la partita è diversa perché sono tutte partite diverse, però la priorità secondo me è che si riporti in campo quello. Squadra che vince non si cambia. Mignani dovrebbe confermare in gran parte la squadra che ha vinto e convinto contro la Sampdoria, anche se deve fare a meno di Ceccaroni, quindi almeno una novità ci sarà. Tornerà Nedel Ciaru, a centrocampo Diakite e Lund sono inamovibili sulle fasce laterali, così come Ranocchi e Segra al centro. In avanti ancora Brunori e Soleri. Pallanuoto femminile, l'Orizzonte Catania conquista gara 2 della finale scudetto, vincendo con un netto 12-7 in casa del plebiscito Padova e portando la serie sull'1-1. Gara 3, decisiva per il trofeo, si giocherà giovedì 23 a Catania. Sentiamo Gaia Gagliardi, una delle grandi protagoniste della partita di ieri. Eccola. Sicuramente ieri era una grande prova perché da gara 1 eravamo molto amareggiate e volevamo far sapere a tutti, ma in primis a noi, che non eravamo quelle e che dovevamo riscattarci. È andata così, siamo felici, ma non abbiamo ancora fatto niente perché l'obiettivo più importante adesso è quello di giovedì 23. Siamo state più coese, unite, ma soprattutto ci eravamo predisposte degli obiettivi e li abbiamo portati a termine con calma e serenità, cosa che secondo me alla gara 1 c'è stata un po' di confusione che ci poteva stare per l'ansia perché eravamo molto tese, è stata un'annata difficile, però abbiamo reagito. Complimenti, noi ci fermiamo qui, l'appuntamento come al solito è alle 20, ancora buona domenica e grazie.